Amici e amiche appassionati di hockey in diretta dal Pallido di Valdagno, buona domenica pomeriggio da Leonardo Zordan e oggi al mio fianco per la prima volta insieme Filippo Vallortigara. Ciao Pippo. Ciao, buonasera a tutti. È la 17ª giornata del campionato di Serie A2 di hockey pista stagione 25-26, penultima della regular season e ultima in casa per il Valdagno. Questa sera un classico tra Westport Hockey Club Valdagno contro la CNC Service Requaro, ospiti che arrivano da una sconfitta per 3-1 in quel del Paladante. Valdagno invece è reduce da una sconfitta casalinga per 4-3 col Montebello. Valdagno che davanti alla propria gente cerca di ritrovare i 3 punti, ma occhio a non sottovalutare la formazione esperta di coach Davide Benetti, che ha già saputo mettere il bastone fra le ruote anche alle big del girone. Qui è tutto pronto, le riprese sono alla cura di Roberto Bauce, la regia è gestita da Marco Zen, il gioco è affidato a Luis Hyde con ausiliario Alessio Zerbato. Basta chiacchiere, conta solo la pista e allora comincia Westport Hockey Club Valdagno, CNC Service. Le formazioni partendo dagli ospiti, i 2 portieri sono col 26 Zanfi Marco, con il 10 è Zordan Simone, col 54 Yuri Nicoletti, con il 18 è Chicchetto Edoardo, con il 55 Antoniazzi Mattia, con l'8 Piroli Davide, con l'11 Zambon Filippo, con il 77 è Fagion Matteo, con il 21 Peripolli Alberto, con il 37 è Alberto Greco, risponde Valdagno con Cunegatti Giovanni col 25, il 3 è Alessio Busato, il 7 Mattia Cocco, il 9 Vallortigara Nicolò, il 10 di cui Giovanni Luca, il 24 Refosco Alessandro, 67 Nizzero Marco, 93 Crosara Pietro, il 15 è Chicchetto Giulio, gli allenatori per Valdagno è Dario Rigo, mentre Requaro c'ha come allenatore Davide Benetti. Pippo, che partita ti aspetti? Beh, Leo, mi aspetto una partita molto giocata, molto a viso aperto da entrambe squadre, perché sono lì in classifica, sono molto vicine. Il Requaro è in questo momento sopra al Valdagno, però con una vittoria dei padroni di casa li supererebbero in classifica, che dopo ricordiamo che è molto importante per i play-out di fine stagione. Mi aspetto sicuramente, Leo, una partita forse non subito una partita molto più tattica, diciamo, non con un avanti e indietro da entrambe le squadre. Poi invece quando una delle due riuscirà a mettere un po' la testa davanti nella partita, vedremo se invece gli schemi, diciamo, che salteranno salteranno un po' gli schemi. Intanto le guardiamo gli starting 5 per Davide Benetti. C'è in porta con il 26 Marco Zanfi, col 21 il capitano Alberto Peripolli, con il 37 Alberto Greco, con l'8 Davide Piroli, con il 54 e Yuri Nicoletti. Invece Dario Rigo schiera in porta Giovanni Cunegatti, il 3 è Busato, il 7 è Mattia Cocco, il 24 è Alessandro Refosco, il 93 invece Pietro Crosara. Allora vediamo subito il Requaro a provare con un tiro da fuori. Luiside fischia pallina alta, allora punizione dal limite affidata a Davide Piroli. Vediamo cosa si inventa l'8 ex Valdagno. Ricordiamo l'anno scorso faceva parte della 1 del Valdagno, quest'anno invece è andato a Roller Requaro in A2 per provare a salvare questa squadra. Intanto ancora Davide Piroli per Alberto Greco, Mattia Cocco subito alto su di lui, c'è il taglio di Peripolli, servito invece col 54 Nicoletti. Allora ancora con l'8 Piroli per il capitano Peripolli, ancora Nicoletti, ancora Piroli, su di lui c'è col 24 Alessandro Refosco. Invece Piroli la passa a Peripolli, che cerca con una parambola di servire sempre l'8 del Requaro, che però non impatta la pallina, va dietro porta. Poi stavano scadendo i 45, bravo un tiro che però Pietro Crosara intercetta. Allora stavolta la palla è del Valdagno, col 24 Refosco per Busato, cerca Crosara, poi per Refosco, tutto solo, non è passato neanche un minuto e Valdagno è già avanti, 12° gol in campionato per Alessandro Refosco. Allora Leo, subito avanti il Valdagno. Sì, rivediamo qui il replay, il passaggio filtrante, poi Crosara gliela appoggia lì, l'accompagnata Zanfi un po' impreciso, è 1-0 Valdagno, con il Requaro che riparte nuovamente dalla metà pista con Greco Peripolli per Greco. In questo momento l'ex Lodi in possesso di palla fuori da il 21, con Piroli che può puntare lungo la
corsia a sinistra della porta difesa da Cunegatti. Ancora questa volta impreciso l'ex Valdagno, la pressione alta di Crosara, mentre Luisaid fischia l'infrazione dei 5 secondi. Si riprenderà proprio sotto la panchina di coach Benetti, con Valdagno con Refosco, usa la sponda come per aumentare i giri del motore. Poi ancora Mattia Cocco marcato da Greco, Cocco per Crosara, i blocchi da parte di Valdagno, il taglio di Busato, ancora Mattia Cocco servito da Crosara con il blocco di Busato. Poi Valdagno riesce ancora a mantenere il possesso della pallina, la perde poi Peripolli, il più lesto di tutti a recuperare questa pallina vagante, passando dietro la porta di Cunegatti. Ancora Peripolli, poi è Alessandro Refosco a fare buona guardia e può imbastire nuovamente l'azione offensiva con Pietro Crosara da lontanissimo Busato, che può provare a puntare, prova Busato per l'accompagnata, lì fa buona guardia Marco Zanfi, con Crosara per Mattia Cocco sul centro di metà pista, il blocco ancora Cocco, spazio per il rovescio, lo prova Zanfi con la manona, poi pallina esce dalle protezioni, si riprenderà con pallina in possesso per Valdagno. Allora Leo, come dicevamo, una partita dove le due squadre si chiudono principalmente lasciando il gioco all'altra, e questo qua lo sta facendo sia il Requari in questo momento che Valdagno in possesso di palla, ma anche viceversa. Con subito Refosco sul buon taglio, la pallina servita da Mattia Cocco, e allora è Piroli con le sterzate, le finte, si allunga un po' la pallina ed è Busato a lottare con lui sulla balaustra. Arriva Mattia Cocco a riprendere la Veronica su Nicoletti, ancora Cocco per Crosara, può gestire il playmaker valdagnese, torna dietro da Mattia Cocco, che ieri ha, se vogliamo dire, debuttato, era inserito negli elenco della A1, con subito il rigore fischiato, il tiro diretto fischiato da Luis Hyde. Vediamo qui il replay. Vediamo qui Piroli come entra in mezzo tra Mattia Cocco e Crosara. A Crosara cade la stecca, non ci sono dubbi per Luis Hyde che era lì davanti. Allora Leo, ti stavo dicendo prima che è una partita molto basata sulla tattica, dove il Valdagno per ora sta avendo la meglio, forse con un Requaro non partito bene. Intanto vediamo tutto pronto Davide Piroli contro Giovanni Cunegatti, manca solo il fischio di Luis Hyde. Vediamo qui il fischio di Hyde, Piroli avanza e poi con un tiro beffa Giovanni Cunegatti. Allora 21:34, il Requaro la riapre con il suo numero 8 al quinto gol stagionale. Rivediamolo Leo qui. Allora qui un tocco e via, pallina sotto l'incrocio dei pali, non può niente Cunegatti. Sfida tra quello che Piroli ha anche allenato Cunegatti nelle giovanili di Valdagno, oggi però ci gioca contro, e allora pensa lui a fare 1-1 e tutta parità, con ancora Piroli in possesso di pallina, poi sterza per Greco servendolo, poi è Nicoletti sul centro di metà pista, giro a 3 da parte del Requaro con Piroli che punta per un istante Cocco, poi dall'altra parte Greco, Crosara non commette fallo secondo Hyde, e allora è Busato può far ripartire la manovra offensiva con Mattia Cocco, con i tagli di Crosara e Refosco. Poi Mattia Cocco riesce a passare su uno e Piroli la leggera spinta da dietro. È il primo fallo di squadra fischiato a 20:49 dal termine della prima parte di partita, con Mattia Cocco che toccherà molto probabilmente per Refosco. Infatti è così, Refosco in possesso di palla, i blocchi, Refosco per Cocco, spazio per l'accompagnata, Greco con il pattino a dire di no, e allora è ancora Valdagno con Busato, la pressione di Nicoletti e Peripolli. Valdagno riesce a ritornare nella metà campo di Requaro, ancora ora il passaggio di Cocco un po' impreciso, non riesce a stopparla, poi Crosara non trova Lez, schiaccia per la buona uscita con il bastone da parte di Zanfi.
Allora Leo Valdagno, che probabilmente in ambito offensivo sta avendo la meglio su un'eventuale percentuale, il Requaro invece preferisce stare dietro e ripartire. Intanto vediamo in possesso palla Alessandro De Fosco che la lascia al suo numero 7 Mattia Cocco, pressato da Alberto Greco che gli prende la pallina solo per un momento, perché dopo Crosara è più veloce di Peripolli, riesce a girarsi bene, poi la lascia lì a Refosco, però c'è Davide Piroli che lo conosciamo bene per le sue doti difensive che lo blocca molto bene. Intanto qui c'è il terzo fallo di squadra, se non sbaglio, per il roller Requaro, fischiato da Luis Said. Sì, Valdagno che già per questi primi 5 minuti più il possesso della pallina. Requaro prova a ripartire in contropiede con l'ottima esperienza da parte dei propri giocatori. Lo sa molto bene Benetti, che preferisce lasciare il pallino del gioco a Valdagno, ripartire veloci in contropiede, e per il momento si resta sull'1-1 mentre c'è il passaggio errato con Greco in pantalla. È un super Giovanni Cunegatti a dir di no, poi ancora Greco, Mattia Cocco fa ripartire un 2 contro 2, la sponda li gioca da cattiva amica e ridà la palla alla formazione di Benetti con Piroli per Nicoletti, il taglio per Zambon, poi riesce a ritornare dal 54, carica anche la conclusione Mattia Cocco a metterci la stecca, mentre qui rivediamo qui Leo l'intervento, anche se vogliamo di esperienza di Greco, che poi non ci pensa due volte, prova a sorprendere Giovanni Cunegatti con un tiro che però, come hai detto te, è stato molto bravo. Intanto qui vediamo lo schema del Valdagno che aveva liberato parzialmente Busato, che però non ha avuto un aggancio felice come non l'ha avuto adesso Alessandro Refosco. Allora probabilmente passeranno i 5 secondi, come hai detto te. Intanto Leo per il Requaro è entrato con l'11 Filippo Zambon ed è uscito il capitano Alberto Peripolli. Intanto vediamo un altro cambio dentro Mattia Antoniazzi, anche lui l'anno scorso giocava in A2 a Valdagno, e fuori col C4-4 Nicoletti. Intanto qui Piroli subito attaccato da Mattia Cocco, che però riesce a tenerlo a distanza e tenere con sé la pallina. Ancora il numero 8 del Requaro che la lascia per Greco che prende velocità, poi la prova a metterla dentro. Giovanni Cunegatti la vede partire e fa un intervento basilare. Poi vediamo sull'angolo Antoniazzi Crosara, la meglio 55, che la lascia ancora dietro a Greco che può prendere velocità, però qui si inciampa e allora Cocco ne approfitta e siamo già dall'altra parte con Alessandro Refosco. La lascia lì per il numero 3 Busato, che però perde la pallina, e allora un 1 contro 1 che diventa un 3 contro 2. Qui è l'ottima la chiusura difensiva della difesa valdagnese, che si chiude come una fisarmonica. Poi è Mattia Cocco a lottare alla meglio sulla sponda, può ripartire Refosco, non gli riesce la giocata, ci arriva la stecca di Antoniazzi pressato da Crosara, poi riesce a servire Filippo Zambon e è ancora il 37 Michele Greco che fa un po' da playmaker lì, l'esperienza, diversi anni giocati in Serie A. Poi Zambon dietro porta, pallina messa dentro con i contagiri, Antoniazzi non riesce ad arrivarci, poi la conclusione di Zambon, Busato a recuperare palla, Crosara con Piroli che lo marca, Crosara sterza, ritorna sui suoi passi e poi cerca dietro porta Mattia Cocco. Cocco per il neoentrato Vallortigara che gliela ridà Mattia Cocco, conclusione sì, col corpo è Greco a dir di no, ancora Refosco, spazio per il rovescio, la manona di Zanfi a evitare il gol del vantaggio per Valdagno con Crosara. Può prendere un po' di velocità il 93, poi pallina da Vallortigara, qui Zambon, poi è subito Vallortigara, aveva battuto veloce Crosara, pallina a 2, questa è una ottima chance che ha avuto Valdagno. Zanfi si allunga bene e sventa il gol a Nicolò Vallortigara. Tanto Leo, mentre c'è l'arbitro che si sta lanciando le scarpe, ricordiamo che a Valdagno oggi gli manca un giocatore chiave come Nea Pasquale per un problema alla mano. Al suo posto De Rodrigo ha scelto di convocare con il 68
Giacomo Baucrisciotti. Allora Leo, forse i primi 5 minuti Valdagno era partito meglio, ma diciamo che dall'1-1 di Piroli forse è il Requaro che ha avuto un po' più di occasioni. Sì, l'esperienza qua in questi casi può farla da padrone. È partito meglio Valdagno, poi è uscito molto bene il Requaro, con Valdagno che prova a ripartire più in contropiede ora, lasciando più il pallino di gioco a... Alessandro Refosco, scusa Leo se ti ho interrotto, ma c'è c'è il grande intervento di Pippo Zambon, e allora qui Piroli, sempre il regista del Requaro, da lui partono tutte le occasioni come questa, e c'è il gol di Filippo Zambon, e a 16:03 il Requaro mette la testa avanti con il suo numero 11 Filippo Zambon. Qui rivediamo il blocco centrale, contagiri perfetto, il passaggio di Davide Piroli, fa un tocco morbido, scavalca Cunegatti e allora è +1 per Requaro, mentre Zambon fa 8, sono 8 per lui, con Crosara che non la passa subito, aspetta, e poi è Refosco, conclusione, missile terra area, esce di niente, ripartono velocissimi i giocatori di Requaro, è troppo frettoloso per i polli, con Crosara che ora può caricare il piatto, la mette bassa, Zanfi non si fa sorprendere, è un 2 contro 1 con Zambon dall'altra parte, per i polli non si aspettava che la pallina passasse e allora può ripartire Valdagno con Vallortigara, poi aspetta, c'era il taglio di Mattia Cocco, il passaggio è per Refosco, con Refosco ora in possesso di pallina, si accentra, spazio per la conclusione, Zanfi si allunga con la mano, a dir di no ancora l'attaccante valdagnese, ricordiamo miglior marcatore per Valdagno è proprio Refosco con 11 gol, e allora Zambon può accelerare, poi è raddoppiato e allora Valdagno riparte in un 3 contro 2 con Mattia Cocco per Vallortigara, la conclusione Marco Zanfi ci arriva ancora a dir di no, è sempre Marco Zanfi, monumentale, poi è Greco che scivola, non la tocca a terra per Hyde e un po' di bagarre, poi è Crosara che prova a ripartire, Crosara, la steccata da dietro di Peripolli non gli permette di andare a concludere come avrebbe voluto e allora è Antoniazzi a girare dietro la porta di Cunegatti con ancora la sterzata, raddoppiata Antoniazzi alla meglio, poi riesce a servire Peripolli dietro porta, aspetta, alza e schiaccia il palo a dir di no alla piccadigna di Alberto Peripolli e allora è Refosco che riparte, poi preferisce aspettare il suggerimento dei compagni, occhio però ai 5 secondi con Vallortigara, la sterzata, poi Crosara, non si capiscono, Vallortigara gli era arrivata una pallina un po' fortunosa, Marco Zanfi, rivediamo qui la pallina. Vediamo qui l'assist di Pattino, l'assist di Pattino di Crosara che aveva favorito il suo numero 9 e come hai detto bene te, se il Requaro sta vincendo 2-1, molto merito del suo portiere Marco Zanfi. Intanto qui altra pallina persa del Requaro, allora un 3 contro 2 con Mattia Cocco per Refosco che cerca dentro Vallortigara, ma c'è il solito Pippo Zambon che oltre a aver fatto il 2-1 è anche un ottimo difensore. Allora intanto col 37 Greco che punta, poi cerca col 55 Antoniazzi, qua stavolta si chiude bene la difesa del Valdagno che però qui perde pallina, Antoniazzi per Peripolli e qua abbiamo già il secondo legno del Requaro che non finisce qui perché la pallina ce l'ha ancora Peripolli che cerca Antoniazzi, ma qua c'è Crosara che interviene molto bene. Allora dall'altra parte con Refosco, Pippo Zambon ci mette la stecca e allora Antoniazzi fa rifiatare i suoi. Rivediamo qui Leo per combinare la frittata Valdagno, poi è il legno il secondo a dir di no e rischia ancora la formazione di casa mentre viene chiamato il primo time out a 12:44 e allora Pippo io ti direi di dire i risultati. Allora per quanto riguarda la Serie A2 lo scontro al vertice tra Correggio e Tiene per ora è 0-0. Come stiamo commentando qui il Requaro sta vincendo 2-1 in casa del Valdagno e il Precalcino vince 1-0 a Montebello.
Per quanto riguarda invece la Serie A sorpresa, la FIP Giovinazzo stava vincendo 1-0 a Bassano e il CGC Viareggio sta vincendo 1-0 col Castiglione. Allora Leo, io mi sentirei di dirti che non era andato molto lontano dalla previsione che avevo fatto prima, perché da quando il Requaro ha fatto il 2-1 con Filippo Zambon le squadre si sono molto allungate. Tanto qui sì, molti vediamo contropiedi stanno facendo, soprattutto 3 contro 2, magari un po' di imprecisione sotto porta, però sicuramente le due squadre che dopo i primi 3 gol, 2 per Requaro, 1 per Valdagno, non dico che stanno saltando gli schemi, però c'è molta, anche un po' di fretta, di bisogno di fare gol, e allora si può riprendere con... Sì, perché Leo, ricordiamo che questo è uno scontro di molta importanza per quanto riguarda i play-out, l'avevamo detto anche prima, il Requaro è avanti non di tanti punti del Valdagno. Allora, intanto qui torniamo in cronaca diretta con Nicoletti, che è rientrato al posto del suo capitano Peripolli. Da notare, Leo, un altro fatto è vero, quello che il Requaro sta girando di più del Valdagno, però intanto perché qui c'è Refosco che serve Busato, forse non l'ha presa lui, ma Valdagno non interessa perché la pareggia subito il suo numero 3 Alessio Busato, che segna il suo secondo gol in campionato. Dopo quello a Montebello segna anche a Requaro. Allora Leo, tutta parità. Allora, l'avevamo detto, il fatto che forse un po' troppa di imprecisione nei contropiedi, eccolo qua, il gol di Busato, mette la stecca, pallina sbatte prima sulla traversa, poi supera la riga e allora si ritorna in parità con il contropiede sfruttato alla perfezione da parte dei ragazzi allenati da Dario Rigo, con Mattia Cocco che ora può puntare, Cocco non riesce a trovare lo steccapattino vincente, poi Busato che può puntare, Yuri Nicoletti preferisce tornare da Mattia Cocco, il blocco con Cocco che si accentra, spazio per la conclusione, va basso a cercare la deviazione di Vallortigara, non trova quella di Vallortigara ma quella di Zambon, che poi può ripartire scaricando da Davide Piroli, con Piroli la piccadigna, poi Piroli si gira, ha cercato la doppia magia, gli è riuscita la prima ma non la seconda, allora è Greco che dal lato destro può puntare, poi è Nicoletti e Piroli dietro porta, con Nicoletti che si fa vedere, Piroli tiene la pallina, esce ora, scava dentro, gran passaggio di Piroli per Nicoletti, questa volta non trova la conclusione il 54 di Requaro, con Vallortigara dietro porta marcato da Piroli per Mattia Cocco. Refosco, il blocco di Vallortigara, poi Refosco torna da Mattia Cocco, Cocco poi cerca il taglio dentro di Refosco, non arriva per i blocchi difensivi da parte di Requaro, cambio gioco dall'altra parte per Busato, blocco centrale, Busato, Zambon, e allora può ripartire un 2 contro 1 con Piroli, poi non riesce a passare in mezzo a due mentre cade a terra Greco, poi è sempre Piroli pressato da Mattia Cocco, Cocco poi il fallo di squadra il primo commesso da Valdagno, con Hyde che dice che bisogna riprendere dal vertice della porta, dal vertice basso della porta difesa da Cunegatti. Allora è Davide Piroli, chiama il taglio di Greco, lo serve, poi non riesce ad entrare di fisico, scivolando e ridando palla a Valdagno. Allora Leo, sentimi di dire che è una partita molto, molto vivace, di certo i giocatori non si stanno facendo i complimenti, però è una partita molto, molto rispettosa, con 2 falli per il Requaro e 1 per il Valdagno. Tanto qui c'è Filippo Zambon in possesso di palla per Nicoletti, Dario Rigo al cancelletto ha chiamato a sé Luca Di Qui Giovanni, tanto Piroli che si accentra, prova il tiro, murato bene da Vallortigara, che poi Dario Rigo incita a pressare, però Piroli prova ad andare in mezzo a 2, non ci riesce, allora è un ennesimo 3 contro 2 con Busato che
che perde il tempo per servire Alessandro Refosco, che si lamenta per un presunto tocco sulla secca al direttore di gara. Allora intanto Mattia Cocco prova a sfruttare i blocchi sempre di Refosco, che cade, non c'è niente neanche stavolta per Aida. Allora Busato va in 1 contro 1 con Pippo Zambon. Allora qui sì che arriva il fallo di squadra, terzo per Requaro, secondo timeout chiamato sempre da coach Benetti, che probabilmente non è soddisfatto dei suoi, perché Leo dopo il timeout fammi sentire di dire che il Valdagno in campo è messo meglio. Dario Rigo ha aggiustato 2 o 3 robe e sta mettendo in difficoltà il Requaro. Sì, adesso per Valdagno entra anche il numero 10 di cui Giovanni torna sicuramente dopo l'infortunio, dopo che non aveva fatto tanto minutaggio. Veniva utilizzato per lo più nei minuti finali, questa volta invece Dario Rigo lo mette dentro quando mancano 9 minuti e 30 al termine. Vediamo anche di qui Giovanni come ritorna dopo l'infortunio, non è Luca di prima del problema fisico, però è un giocatore che ha sempre contribuito a Valdagno, soprattutto nella fase offensiva, ma anche in fase difensiva si sa far rispettare. Mentre le formazioni rientrano in pista sarà una punizione lì nel vertice, lì nella zona di tiro dei 3 punti del basket, mentre Refosco chiama lo schema. Sì, diciamo Leo anche che, come hai sottolineato te, l'entrata di Luca di cui Giovanni è un'entrata importante, però a livello di schema Dario Rigo non cambia niente, perché è uscito con il nome Valortigara anche lui, una vera e propria punta, quindi sì, ti può dare forse più che il gol. Attenzione intanto qui subito di qui Giovanni che prova, stavo dicendo che più un gol ti può dare degli spunti offensivi, come che è la stessa scelta che ha fatto Davide Benetti, perché lo vediamo per la prima volta in pista con il 18 Edoardo Checchetto, ed è uscito, ha lasciato riposare col 37 Alberto Greco, proprio il 18 che la dà Filippo Zambon per Alberto Greco. Blocco di Piroli, prova a superare Busato, il capitano del Requaro, non ci riesce. Allora il Valdagno è già dall'altra parte con Cocco che prova a puntare Zambon, prova ad accentrarsi, c'è la chiusura di Checchetto che dopo cade, non c'è niente secondo Aida. Allora Cocco prova a servire dentro di qui Giovanni, i due non si capiscono. Allora passano 5 secondi, pallina sarà del Requaro dall'angolo basso. Sì, qua abbiamo visto l'imprecisione di Valdagno nel gestire la pallina recuperata un po' troppo a fretta da parte di Cocco, che concede palla a Requaro e subito ne è entrato Checchetto a beccare il palo con Curegatti, che deve riprendere la fase difensiva dei propri compagni, perché un po' di confusione dopo il time out da parte di Valdagno, con Refosco per Busato, mentre cade non c'è niente. Allora è Checchetto, la sponda non lo premia, poi di qui Giovanni accompagnata Zanfi con la mano, entra Crosara, è un 3 contro 3 con Checchetto, può entrare nel primo palo dall'illusione del gol all'esterno della rete. Ancora Piroli, le finte di Piroli, poi il taglio di Zambon va da Peripolli, finta la conclusione di piatto, poi torna dal numero 8, prova ad accelerare Piroli, ancora Checchetto per i Polli, gira 3 la formazione di Davide Benetti con Piroli col giro dietro porta. Mentre stanno per scadere 10 secondi, ci ha provato Checchetto di prima intenzione, fa buona guardia a Crosara che ora può ripartire dall'altra parte per Mattia Cocco. Ancora Busato, mentre chiama la pressione Davide Piroli. Crosara, Mattia Cocco, il blocco, Mattia Cocco, spazio per la conclusione, la deviazione è di Peripolli e allora può ripartire Zambon, che riesce a passare su Crosara e ad allargare per Edoardo Checchetto, poi riesce a passare in mezzo a due Crosara a recuperare pallina. Allora il Valdagno, come hai detto te, con questa pallina c'era il numero 7 Mattia Cocco. Intanto c'è un cambio per Dario Rigo, fuori con il 3 Busato, che però
adesso deve giocare pallina ed entra per la prima volta in questa partita con il 67 Marco Nizzero. Probabilmente Dario Rigo vuole girare un po' di più, vuole dare un po' più di riposo ai suoi. Intanto qui Coco prova l'ennesimo rovescio della sua partita, c'è l'ennesima parata di Marco Zanfi, ancora la pallina, ce l'ha il 7 che larga per il nuovo entrato Nizzero che la gioca in verticale per Qui Giovanni, stop e tira. Qui Marco Zanfi riesce a intercettare molto bene, allora fa ripartire i suoi il capitano per i polli, blocco di Zambon, servito, alza e schiaccia, che stava per uscire un Eurogol, però Aide li fischia palla alta. Tipo Zambon a dire qualcosa al direttore di gara che non gli è piaciuto. Vediamo il cartellino, probabilmente sarà cartellino giallo per proteste. Vediamo cosa deciderà l'arbitro. Infatti è così, cartellino giallo a Filippo Zambon, che stava proprio per uscire per far entrare con il 37 Alberto Greco. Vediamo anche che sulla panchina del Requaro in piedi col 55 Mattia Antoniazzi. E allora è Marco Nizzero che toccherà per Mattia Cocco. Bisogna però aspettare prima il fischio di Aide che sta finendo di annotarsi il cartellino giallo di Zambon, e allora è Mattia Cocco che può far ripartire Valdagno. Cocco poi pallina dentro, ancora Cocco non riesce, miracolo di Zanfi con il casco, se la ritrova quasi lì. E questa, la Lugo è una gran parata, questa è una grande parata, Leo. Rivediamo qui. Lo rivediamo perché qui la pallina carambola, Cocco ci prova 2 volte e qui è una parata mostruosa del 26 del Requaro, che intanto qui ha tenuto in galla i suoi. Allora Greco scambia con Pirolli, si accende la luce verde sulla panchina di Dario Rigo, il blocco di Peripolli è irregolare, allora arriva il quarto fallo di squadra per Requaro, ancora uno per il Valdagno. Dagli altri campi il Bassano sta, scusate, partiamo dalla 2 con il Correggio ancora bloccato sullo 0-0 col Tiene. Il Montebello sta perdendo in casa contro il Montecchio Precalcino, mentre nel girone B Sarzana e Scandiano sono fermi sullo 0-0, mentre qui dal Palalido siamo sul 2-2, mentre nelle piste di A1 il Bassano sta ancora perdendo in casa per 1-0, decide la rete di Luca Mezzina, mentre a Castiglione della Pescaia 0-2 per il CGC di coach Mirko De Gerone. Allora Pippo, una partita, questi primi 20 minuti con il possesso del gioco che non è mai stato per una sola squadra, si va più che altro a momenti, un po' come azioni di gioco, sì, esatto. Sono d'accordo con te, Leo. Magari Valdagno è partito meglio, poi è uscito più Requaro. Ora stiamo vedendo un po' più che confusione, molti contropiedi su scelte un po' sbagliate a tratti della partita, che ci mantengono su un 2-2 su questo bellissimo primo tempo. E allora si può ricominciare con Di Qui Giovanni con lo scarico in diagonale per Crosara, ancora Alex Trissino, poi prova a passare in mezzo a 2, col rimpallo riesce, e allora è dietro porta Crosara, ancora Di Qui Giovanni, Piccadigna, Alberto Greco a sporcargli quello che sarebbe stato un Eurogol, e allora la Piccadigna di Zambon risponde la Piccadigna di Qui Giovanni, mentre Valdagno deve tirare con Nizzero, rovescio basso a cercare una deviazione, è un 3 contro 2 con Peripolli, spazio Peripolli, Giovanni Cunegatti con la spalla a dir di no, e allora è ancora Requaro, chiama di allargare il gioco, vuole che la propria squadra allarghi il gioco coach Benetti. Allora è ancora Peripolli lungo, fuori, lontano dalla porta di Cunegatti nella propria metà pista con Alberto Greco. Ora può puntare le finte, Greco è in pantaglia, Giovanni Cunegatti a dir di no, e allora è Re Fosco dall'altra parte, esce Zanfi, ancora Zanfi, poi Peripolli, allora ancora contropiede, Peripolli va sul rovescio, gira dietro la porta, vuole la palla Checchetto, ed è Cunegatti, è un 3 contro 1 Di Qui Giovanni non riesce a servire la chiusura di Greco, che poi è impreciso, mentre Cunegatti esce per allontanare
Allora Leo, è stata una fase un po' 2 così, minuti a... un po' fare avanti e indietro. Qua rivediamo il tiro di Greco, ma io mi fermerei sempre sul portiere del Requaro, perché non so se abbiamo i replay, ma ha fatto altre 2 parate importanti. per me molto belle, molto importanti. Ecco qua, rivediamo qui La prima, qui è la prima che, diciamo, taglia il passaggio sul secondo palo, la seconda è pure distinto sul secondo tiro di Refosco. Intanto torniamo con Peripolli che è al centro per Antoniazzi, e qui a un gran Marco Zanfi risponde Cunegatti. Allora siamo già dall'altra parte con un altro contropiede sprecato, allora ce ne abbiamo un altro con Checchetto che prova ad andare in mezzo a crosare Refosco, però si porta troppo avanti la pallina e dopo sull'angolo viene raddoppiato. Vediamo la palla dentro, la gran parata di Cunegatti di casco. Intanto di qui Giovanni che sta facendo un po' Leo da pivot lì, sì, quello che prende palla dall'uomo più avanzato, torna indietro e prova a gestire. Intanto qua contro 3 con Peripolli altro esterno della rete. Allora sempre il 10 Valdagnese in possesso di palla, che sta provando a dare una scossa ai suoi, prova ad andare in mezzo a tutti, prova a piazzarla bassa, a cercare il tunnel sotto le gambe. Facile Zanfi qua per non Zanfi, si fa superare, e allora è Checchetto con la pressione di Crosara, ancora a lottare Checchetto, poi interviene Greco, può ripartire Valdagno con l'ennesimo 3 contro 2 di qui Giovanni, la sterzata poi è Marco, poi Refosco, Crosara, ancora Refosco, cambio di gioco da Marco Nizzero, gira il 67 Valdagnese dietro la porta, usa il fisico di qui Giovanni, il fallo, il blocco irregolare di Marco Nizzero, allora i falli diventano 4-2 in favore del 4-3, scusate, in favore del Requaro, ce n'ha uno in più. Ancora Antoniazzi a girare su Crosara, prova Antoniazzi dietro porta, Antoniazzi lì con una mano, gran respinta, gioca subito Valdagno con Refosco, attende forse un po' troppo mentre esce Marco Nizzero, entra Mattia Cocco, ancora Pietro Crosara ad allargare su Refosco, poi il passaggio in diagonale su di qui Giovanni, qui il fallo di squadra numero 6 e il cartellino giallo sventolato per di qui Giovanni, che abbiamo visto che ha provato a dare il 5 a Aide, che l'ha completamente ignorato. sì, non se ne accorge qui l'arbitro ovviamente di Breganze. non l'ha fatta apposta ovviamente. Tanto Leo, io sottolineerei il lavoro di qui Giovanni da quando è entrato, spalle alla porta, prova sempre a girarsi e dare un'opzione di passaggio ai suoi. Intanto vediamo quello qui che nel calcio sarebbe un po' il falso 9, quello che deve abbassarsi per far giocare la squadra, lo sta facendo molto bene di qui Giovanni, che però gli manca solo trovare il guizzo, l'assist o il gol. Intanto qui Valdagno butta via la pallina per i secondi, Alberto Greco va in velocità e questo non lo prendi mai, la dà a Cecchetto che rientra, prova a sorprendere Cunegatti sul primo palo, non ci riesce, allora si andrà dall'altra parte, corre Fosco, 1 contro 1, va sul rovescio, tira, questa qua è una gran parata di Zanfi perché Peripolli l'aveva toccata, aveva cambiato la direzione della pallina. Tanto qui Requaro perde l'ennesima palla e quindi c'è l'ennesimo contropiede di Valdagno, blocco di Refosco che viene servito da Cocco. Qui Zanfi fa bene a togliere la stecca perché sennò avrebbe colpito il 24 Valdagnese. 30 secondi alla fine, possesso Valdagno con il suo numero 7 Cocco, si alza su di lui Peripolli. Alla meglio il 7 Valdagnese che poi serve Refosco, pallina alta che non riesce il 24 Valdagnese a gestire, allora palla dietro a Cocco, blocco di Crosara, prova il tiro sulle gambe di Greco, allora Antoniazzi per l'ultima azione dei suoi, 5 secondi alla fine, Antoniazzi prova a buttarla dentro, Peripolli prova fino alla fine a buttarla dentro,
Allora E 2-2 termina qui sì. al Palalido di Valdagno, Leo, una gara con molte emozioni, molto bella da vedere, Sì, pareggio meritato. pareggio meritato, gran partita fino a questo momento. Allora noi ci ritroviamo tra una manciata di minuti e a presto.
Ben ricollegati in diretta dal Palalido di Valdagno, dove si sta giocando Valdagno Requaro, valido per il campionato di A2. Stiamo riprendendo dopo questo primo tempo terminato sul 2-2. Pippo, cos'è che ti aspetti in questo secondo tempo? Beh, mi aspetto come è finito il secondo, ovvero che tutti provano a mettere, come direbbe Max Allegri, il musetto davanti e dopo probabilmente a chiudersi un po' di più in difesa. Tanto vediamo gli starting five. Stavolta partiamo da Dario Rigo, che sceglie con 93 Crosara, col 3 Busato, col 7 Cocco, col 24 Refosco. In porta c'è sempre col 25 Giovanni Cunegatti. Invece Davide Benetti sceglie sempre Zanfi in porta, con l'8 Piroli, col 54 Nicoletti, col 37 Greco, con l'11 Zambon. Tanto il possesso di palla ce l'ha il Valdagno con Mattia Cocco, allarga per Refosco, ancora da Mattia Cocco che prova a tirare. Passano i 5 secondi, allora pallina del Requaro in zona pericolosa per il Valdagno. A incaricarsene sarà con l'11 Zambon, che la lascerà lì probabilmente per Alberto Greco, ed è proprio così. Allora Greco gioca in profondità dove c'è Nicoletti, ancora da dietro da Zambon, si fa vedere Piroli servito, la lascia andare per il motorino Alberto Greco, che poi la gioca dietro da Zambon, gli porta un blocco. C'è l'11 che va sul rovescio, preferisce ancora andare dietro da Nicoletti, che si scontra su Greco, però la pallina ce l'ha ancora il 54 che serve Pippo Zambon e poi fa un taglio servito, e qui stava rischiando il grande gol il Requaro con Nicoletti, però c'è Crosara che riparte, però preferisce gestire perché il Requaro si è chiuso molto bene in difesa. Allora ancora Crosara sull'angolo di sinistra dietro da Alessio Busato, l'autore del secondo gol per il Valdagno, che prova a puntare Davide Piroli, entra Dario Rigo, si lamenta per un tocco sulla stecca dell'8. Allora siamo dall'altra parte con Nicoletti che cerca di servire lo stesso Piroli, ma Refosco fa una grande lettura difensiva. Allora la pallina ce l'ha ancora il Requaro con Greco, scambia con Piroli che gli porta il blocco Zambon. Piroli la prova a ridare, ma c'è Busato che mette intensità e qui ora può ripartire Valdagno con un 2 contro 1. Pallina un po' troppo arretrata su Mattia Cocco, ancora Busato con lo scarico per Crosara, il taglio. Busato non riesce ad arrivarci, la pallina è troppo lunga e allora può ripartire, no, perché Busato recupera pallina, è un 2 contro 2. Busato rovescio, pallina alta di un nulla, sfiora l'incrocio dei pali, ha cercato precisione e potenza, mentre la pallina poi finisce sulla dietroporta. Allora è un ingaggio a 2 con Zambon che era meglio, poi Crosara a vincere il secondo rimpallo. Lo scarico è in diagonale per Busato, il blocco di Crosara, poi Zambon a intercettare, la lascia lì per Greco e poi Piroli prova a mettere un po' di velocità alla manovra offensiva Piroli, poi Zambon non riesce ad andare a concludere per l'intervento difensivo di Busato, con Busato che poi preferisce tornare indietro da Crosara. Ancora Refosco chiama il movimento Crosara, esce Mattia Cocco, il taglio, pallina per Busato. Busato si accentra, poi serve il 24, Mattia Cocco può puntare, Cocco ancora la marcatura di Yuri Checchetti perfetta, il taglio di Cocco, Greco ad averla meglio con Crosara, poi per Refosco deve tirare il 24, poi Zanfi riesce a servire Greco per Piroli, un po' impreciso l'assist del 37 con il taglio, gran palla, Checchetti, il gol è Filippo Zambon, è uscito benissimo dalla pressione di Valdagno Requaro, 2 passaggi in porta, tiro di prima, gol, nulla da fare questa volta per Cunegatti. Rivediamo qui, questo Leo è un gran gol del Requaro, che vediamo come tutto nasce da
Nicoletti che taglia alle spalle di Cocco, la mette lì dove Pippo Zambola deve solo mettere in porta per il nuovo vantaggio Requaro. Doppietta per l'11 che proprio qui alla pallina prova a puntare Crosara. Questa volta però c'è il grande intervento del 93 che poi riparte. Allora un 4 contro 3, preferisce andare da soli in mezzo a due, ma lì c'è Piroli che d'esperienza non lo fa passare. Allora la pallina ce l'avrà ancora il Requaro con lo Yuri, Giovannetti ancora da solo e stavolta il palo a negare il 4-2 al Requaro. Rivediamo qui come Nicoletti, vedete come taglia, nessuno se ne accorge inspiegabilmente. Aveva battuto Cunegatti che lì non poteva fare molto di più, il palo gli ha negato il gol. Allora Leo, tanto vediamo Vallortigara il cancelletto. Chiama subito Dario Rigo il cambio, lo prepara con Vallortigara. Valdagno che dopo il gol è come se fosse sparito dalla pista perché ha concesso lì un testa a testa a Nicoletti. Il palo per fortuna Valdagnese a negare quello che sarebbe stato un gol che potrebbe aver tagliato le gambe, invece no, con ancora Mattia Cocco con lo scambio per Busato, può puntare il 3, Busato accompagnata Zanfi si alza a dire di no, ancora poi è Piroli, il taglio di Greco servito, Greco fa il giro della porta, poi la sterzata contro sterzata, Busato in fase difensiva, può ripartire Valdagno, Busato da solo, Busato gli viene bloccato il tiro nel momento più bello, mentre poi c'è il sesto fallo di squadra e diventano non troppi, però 6 cominciano a farsi un po' sentire. Sappiamo la pericolosità dei tiri diretti in questo nuovo hockey. Mentre esce Busato entra Nicolò Vallortigara, ora vuole una prima punta di spessore coach Dario Rigo e mette dentro appunto il 9. Poi è Pietro Crosara marcato da Mattia Cocco, Vallortigara può girarsi, Vallortigara ci prova, Piroli a dir di no, allora dall'altra parte è velocissimo il gol sì, lo dà buono. Qui vediamo se abbiamo il replay, trasforma Greco, però secondo me l'ha buttata dentro di corpo sulla respinta. Rivediamo qui. No, perché c'è Greco che va troppo veloce, perché lì quando parte il 37 non lo fermi in Bembati. Non so se l'avete visto ma nel replay c'era Cocco che provava addirittura a prenderlo dai pantaloncini, perché il 37 ha un'altra cilindrata. Hyde dà il gol, quindi Requaro va sul +2 con il suo numero 37 Alberto Greco, che firma anche il suo 12° gol stagionale. Allora qui il Valdagno deve veramente reagire, perché sotto di 2 gol è dura, ma sappiamo che nell'hockey 2 gol non sono niente, perché c'è ancora 19 minuti da giocare. Un'era geologica. E ricordiamo anche che il Requaro ha 6 falli di squadra e al 10° scatta la punizione di prima. Tanto vediamo che la pallina ce l'ha sempre il Requaro, lo scambio tra Piroli e Greco che riparte di nuovo sul lato di destra, lascia dentro a Nicoletti che stoppa e tira, Cunegatti se la trova lì, poi la spazza via, ma aveva già fischiato il direttore di gara a 2. Allora adesso è interessante Leo capire come il Valdagno deve reagire a questo, esatto, -2, sappiamo come si non è comporterà, facile. diciamo, come si comporterà dopo questo 1-2 del Requaro, e soprattutto anche da capire il Requaro se continuerà a spingere, a provare ad andare non so su un +3 o un +4, oppure preferisce gestire e difenderla. Queste cose Leo che noi non possiamo sapere, però sappiamo che la pallina ce l'ha Greco che allarga da Davide e Piroli, scambiano sempre i due. Greco gli porta il blocco Zambon, va dietro porta il 37, la lascia Nicoletti che si gira, prova il tiro ma la pallina rifinisce sulla stecca del 37 che allarga all'11, ovvero Pippo Zambon, blocco di Nicoletti, va sul rovescio, stavolta Mattia Cocco è molto bravo a mettersi davanti, e allora Vallortigara per Crosara che potrebbe cambiare gioco dove c'era Cocco libero ma preferisce tenerla e giocare con Re Fosco, pallina che non arriva, Crosara prova stavolta a servire il 9 ma c'è Nicoletti in fase difensiva, qui invece Mattia Cocco fa il terzo fallo di squadra per i suoi,
esce con il 54 Nicoletti, rientra con il 18 Edoardo Checchetto. Allora pallina sarà del Requaro con Pippo Zambon che la lascia per Piroli. Subito al nuovo entrato Checchetto che rischia di perdere pallina, infatti la perde. Allora Crosara la dà a Cocco, 2 contro 1, Cocco invece va da solo che davanti a Zanfi la spara troppo alta. E allora Piroli gestisce per Alberto Greco il taglio di Zambon. Probabilmente Benetti dovrà parlare i suoi perché c'è la spia verde accesa, palla esce, quindi appunto il time out per il Requaro. Probabilmente Benetti vorrà dire ai suoi di stare un po' più tranquilli. Intanto dagli altri campi Leo, il Bassano è riuscito a pareggiare in quello del campionato di A1. Castiglione Viareggio è sempre sull'1-3, in A2 il Correggio è avanti sul Tiene, in casa il Montebello ha ribaltato quello che era lo svantaggio iniziale portandosi sul 2-1 e Sarzana Scandiano è 2-1 per la formazione ligure, mentre qui rivediamo il gol del 4-2. Parte a un altro passo Greco e poi davanti a Cunegatti c'ha il sangue freddo e trova quello che è il gol che in questo momento porta Requaro sul +2. anche un po' di fortuna Leo, se vogliamo, sul rimpallo. Sul rimpallo gli è andato, visto che il gol è stato convalidato quindi sulla stecca, lì c'è stata anche parecchia fortuna per il Requaro, però diciamo che nell'hockey la fortuna non esiste, perché il Requaro in questo inizio secondo tempo va a un altro passo rispetto a Valdagno, soprattutto ha le idee più chiare su come difendere, su come attaccare. Invece Valdagno, per Valdagno è entrato Giacomo Baucrisciotti con il 68 e qui Dario Rigo pesca dalla propria panchina, vuole velocità, vuole uno spunto, allora è Nicolò Vallortigara con la pressione di Peripolli, ancora Pietro Crosara chiama il blocco, poi pallina dentro, rimane lì Greco e poi lo abbraccia da dietro. sì, qua Vallortigara, fallo giusto. Qua vede bene Hyde, attenzione Leo, perché il Valdagno era a 2, adesso siamo a 4, quindi un fattore, adesso ancora presto, però un fattore dei falli di squadra deve stare attento il Valdagno, che ovviamente andando a pressare ne commetterà di più. Allora, intanto qui Piroli gira a volta a cercare in profondità Checchetto che è da solo contro 2 maglie valdagnesi, infatti perde pallina. Allora è un 3 contro 3 che può diventare 4 contro 3 con Cocco che serve proprio il 68 Crisciotti, solo che il passaggio del 7 è impreciso. Allora qui Requaro prende pallina con il suo maestro Davide Piroli, gioca dietro da Edoardo Checchetto, allarga per il capitano Peripolli. Si fa vedere Piroli, ma viene servito Checchetto che la dà a Piroli, che la gioca dietro da Peripolli, ancora davanti per Checchetto che ritorna dietro da Piroli. Adesso Leo vediamo come dopo il time out il Requaro sta facendo un po' più fatica, se vogliamo. Valdagno sta facendo girare a vuoto il Valdagno, ma con scarsi risultati. Tanto qui la pallina viene buttata via e quindi è il 7° fallo di squadra per Requaro, Valdagno che sta provando ad alzare un po' la pressione, riesce a recuperare palla, la sta facendo bene in questo momento con Vallortigara, pallina che rimane lì, Cocco, Zanfi ancora a dir di no, poi Vallortigara non tira, preferisce il sottogamba, ma ancora una volta cosa ha preso Marco Zanfi. Sì, dici bene Leo. Qua rivediamo qui Vallortigara si gira bene, qui è Cocco da solo, prova a metterla diciamo sotto l'ascella Marco Zanfi, ma lui non si passa da lì, alza il muro, non ti lascia un buco o comunque si mette, si giù in ginocchio, va in pantaggio, lascia un buco. Poi attenzione perché a Checchetto che solo contro Cunegatti, e se Leo abbiamo appena esaltato una gran parata di Marco Zanfi, non possiamo fare a meno che esaltare questa. La giocata di Vallortigara se l'era alzata, era passata, aveva fatto una giocata che mi ricordava un po' quella di Carles Casas contro l'Italia ai mondiali dell'Under 19, gli si alza con la stecca storta, poi davanti a Zanfi gli fa una gran parata. C'è il solito Marco Zanfi dove Valdagno non riesce proprio a trafiggerlo esattamente. Intanto poi non si capisce precisione cosa sui succedendo. passaggi con coach Dario Rigo che si arrabbia con i propri giocatori, mentre Alberto Greco
ora deve far girare la pallina, perché Requaro, quando riesce a tagliare alle spalle di Valdagno, è sempre arrivato in porta, soprattutto grazie anche alla qualità di giocatori come Davide Piroli, soprattutto nella fase di assist, mentre Greco dall'altra parte per i Polli, mentre Benetti prepara un doppio cambio, quello di Zambon e di il numero 55 Mattia Antoniazzi, mentre Piroli cerca in mezzo Greco, poi Crosara riesce a recuperare pallina, allora esce Vallortigara, entra Busato, spazio per Crosara, ma è la stecca di Davide Piroli a dir di no ancora una volta. Pietro Crosara con Bau che allarga per il neoentrato Busato, ancora il numero 3 valdagnese per Pietro Crosara, prova a puntare il playmaker valdagnese, e per i Polli lì fa un gran intercetto difensivo, poi è Crosara, Piccadigna l'alza, e chi se non Zanfi a dir di no, sul suo palo si alza a dir di no alla Piccadigna provata Pietro Crosara, mentre entra Filippo Zambon, che riceve ora palla per i Polli, ancora Checchetto che non riesce a girarsi su Busato, poi è per i Polli per Greco, pressato da due maglie valdagnesi, e poi riesce a servire per i Polli, ancora Checchetto, gli sfugge pallina, riparte Crosara per Busato, Cocco, i pattini di Zambon che poi vuole riprendersi questa pallina, riesce a farlo lottando nell'angolo con Pietro Crosara, poi ancora Zambon in mezzo a due, era passato in mezzo a due molto, se mi permetti Leo, Mattia Cocco, perché per me l'aggancio c'era, quindi se Aida avesse stato il blu non c'era niente da dire. Una cosa che volevo farti notare è come il Requaro in piena confidenza, ogni pallina, ogni rimpallo, ogni situazione di pallina vagante, loro sono i primi ad arrivarci. E qui si fa vedere appunto l'esperienza che ha questa squadra, con giocatori che hanno praticamente quasi tutti calcato i palchè della 1, mentre la professione di Valdagno porta ancora risultati, riuscendo a far scadere i 5 secondi, e allora è refosco per proseguibilmente Cocco. Anche secondo me, Leo, giusto quello che dicevi te dell'esperienza, però qui si fanno sentire i 2 gol di vantaggio, appunto, dove Requaro è proprio in fiducia. Intanto qui Antoniazzi fa il nonno fallo. Stavo dicendo come il Valdagno dopo i 2 gol si è un po' più che altro demoralizzato, perché il suo gioco lo sta facendo, ma come prima Dario Rigo stava dicendo ad alta voce i suoi, che non hanno abbastanza cattiveria, però cattiveria agonistica ovviamente, rispetto a quelli del Requaro, che su ogni pallina si tuffano, si esaltano, lottano fino alla fine, perché sanno l'importanza di questa partita, non tanto per il fattore classifica, ormai la classifica è decisa, ma più che altro per la mentalità nei play out, mentre è velocissimo Yuri Nicoletti, allora può ripartire, è un 2 contro 1, accelera Cocco, poi la bastonata è tiro diretto, allora Valdagno ora a 13:08 ha la possibilità di sfruttare la punizione di prima. Qui rivediamo qui partono in 2 velocissimi, è da dietro Antoniazzi che mette la stecca, assolutamente questa è punizione di prima. Allora va il numero 7 Mattia Cocco. Leo, come dicevamo prima, sul 4-2 che mancava una vita, e che l'hockey è uno sport infinito. Sì, perché oltre a questa punizione di prima, probabilmente dopo scatterà il 10° fallo di squadra, sempre a favore di Valdagno. Intanto Dario Rigo mette Nizzero e manda proprio lui sul punto della conclusione. Dai 7:40 può prepararsi il 67 valdagnese contro, fino a questo momento, un Marco Zanfi in superversione. Parte Nizzero, le finte Nizzero, mamma mia, Marco Zanfi si allunga, fa esplodere anche i tifosi venuti da Requaro, ma ancora una grandissima parata quella di Marco Zanfi. Poi un po' di bagarre, alla meglio Busato,
e può allora giocare il numero 3 con le sterzate. Busato cade, decimo fallo. Fallo come l'avevamo appena chiamato Leo. prima, cioè adesso rivediamo qui no, questa è la punizione di prima, qui qua Leo, la finta. gran parata, c'è poco da fare qui. Nizor aveva fatto tutto bene, se l'era spostata sul gancio su rovescio, lì di solito c'è il buco, ma non oggi, perché c'è Zanfi che i buchi ci avrà messo la rete probabilmente, perché non passa niente. Allora intanto Dai Rodrigo cambia tiratore ed esce Nizero, perché vediamo anche dall'inquadratura come c'è Mattia Cocco e probabilmente hai da colloquio lì a colloquio con Dai Rodrigo, perché chiedeva la punizione di prima senza fallo di squadra, perché Busato andava in porta da solo, nessun cartellino. E allora Marco Zanfi, vediamo se riuscirà a fare l'ennesimo miracolo della sua grande partita. Stavolta l'avversario è Mattia Cocco, che prende una rincorsa, probabilmente andrà al tiro. Tutto pronto, si aspetta solo Aid che fischia. Ecco qui il fischio del tiro di gara, va avanti Cocco, finta di tiro, 1 contro 1, Cocco! L'aveva presa Marco Zanfi, ma la pallina è tonda e Rocambo là dentro. È 4-3 per il Valdagno con il gol del suo numero 7, che arriva a quota 6 in campionato. Sì, vediamo qui la rincorsa alla finta, Zanfi esce tanto, poi il gancio lì, gancio contro gancio, pallina che questa volta non riesce a trattenerla fino a questo momento un perfetto Marco Zanfi, e allora Legno che si fa ancora sotto quando mancano 12:38 al termine del secondo tempo. Dalle altre piste il Correggio è ancora avanti di 1, questa volta però è 2-1 sul Tiene. Montebello Monticchio Brecalcino è sempre 2-1 per il Montebello. A Sarzana Scandiano si mantiene sempre il minimo vantaggio di 3-2, e dalle piste di A1 il Bassano sta pareggiando al Palo Broker con l'FP Giovinazzo di Pino Marzella, risultato di 1-1. A Castiglione al Palamora il Castiglione si fa sotto con un 2-3. Sì, Leo, adesso da notare come Dai Rodrigo subito dopo il gol del 4-3 di Mattia Cocco abbia subito chiamato il time out, il primo della partita per Valdagno, no scusate, il secondo della partita per il Valdagno, di dire probabilmente vorrà dire di stare calmi, che manca tanto. Invece da parte di Requaro probabilmente Davide Benetti avrà detto ai suoi di continuare a giocare come meglio sanno, perché comunque il tabellino dice 4-3 per il Requaro. Allora ritorniamo in cronaca diretta con col possesso appunto della squadra vestita di rosa oggi. Qui per i Polli perde pallina sull'attacco di Cocco, addirittura c'è l'11° fallo di squadra fischiato ai danni del Requaro. Allora pallina sarà del Valdagno con Refosco, che stavolta non si capisce con Busato, vediamo se il 3 tirerà, solo che non riesce perché sono già passati 5 secondi. Allora la pallina ritorna in mano della squadra allenata da Davide Benetti. Sul punto di battuta c'è 55 Antoniazzi, la lascia 54 Nicoletti per Antoniazzi solo, stop, si gira, e qui Giovanni Cunegatti tiene a galla i suoi con una grandissima parata. Allora Alessio Busato poi prova a strappare in velocità, ci riesce, Busato si deve fermare perché per i Polli di esperienza aveva lasciato il suo ed è andato in copertura preventiva, sempre lui in possesso di palla. Si fa vedere Antoniazzi dietro, preferisce andare da solo, però perde pallina su Cocco, poi arriva Busato, dagli una mano. Allora può essere un 3 contro 2 con Cocco che fa un passaggio un po' così a Refosco, che poi era stato bravo a gestirla, l'aveva passata a Cocco che però non è riuscito in un giusto aggancio. Allora il Valdagno torna possesso di pallina con un giro a 3, Cocco, blocco di Crisciotti, la gioca in verticale dove adesso è Refosco a farle la punta, che la gioca sempre per il numero 68 classe 2009 Giacomo Bau, dietro ancora da Refosco per Busato che si isola in 1 contro 1 con Peripolli, va su rovescio, cerca dentro Cocco che però non si aspettava questo passaggio. Allora 1 contro 1, Antoniazzi su Refosco, Refosco il tocca alla pallina il giusto da mandarlo, da prendersela, poi c'è il raddoppio di Bau, ma c'è il sesto fallo di squadra per il Valdagno con anche cartellino giallo al 24 valdagnese che continua a protestare.
Sì, adesso Valdagno che deve stare anche attento perché per entrambe le formazioni per il prossimo bonus scatteranno a entrambe su quando fra 4 falli di squadra, però Valdagno non deve cadere nel gioco psicologico che fa Requaro, perché la testa soprattutto in questi momenti è fondamentale, e allora è ancora Peripolli che finta al rovescio, poi va sul piatto a cercare la deviazione di Antoniazzi, si gira Antoniazzi, poi con una mano protegge palla, Antoniazzi prova a passare in mezzo a tutti, poi è Busato il più veloce a tornare, allora Busato carica al rovescio per Mattia Cocco, il passaggio non riesce a stoppare il 7 valdagnese, con Re Fosco accompagnata, non c'è nessuno in mezzo all'area, e allora Antoniazzi la piroetta, poi riparte 2 contro 1, Re Fosco si allunga, Re Fosco, Peripolli, chiusura fondamentale dall'altra parte Greco, Peripolli, Antoniazzi, Cunegati, mostruoso ancora Cunegati, doppio miracolo di Valdagno che permette di restare ancora in parità. Re Fosco, Peripolli con il pattino a sporcare, poi Zambona, c'è in mezzo Peripolli, sterza Peripolli, poi Baucrisciotti a recuperare palla, riesce a girarsi, a servire Re Fosco, è un 2 contro 2, il blocco va Re Fosco per Mattia Cocco, Davide Piroli capisce tutto, allora è ancora 3 contro 2, Piroli dietro per Peripolli con la pettorina. Questa è una grandissima parata ancora una volta di Giovanni Cunegatti, mentre Rigo fa entrare forse l'uomo che può mettere tutti in parità con una giocata delle sue, Pietro Crosara. Poi ancora Bau Crisciotti dietro porta per Pietro Crosara, prova ad uscire, palla su Bau, la pallina sporcata da Greco, e ora a lottare alla meglio va alla meglio Crosara, poi è Piroli ancora, il fallo di squadra numero 7 commesso da Pietro Crosara, qui rischia un po' lì la steccata su Davide Piroli, fischia solamente fallo di squadra lui side, e allora è ancora Piroli con le Veroniche, poi gancio contro gancio di un giocatore espertissimo, Greco, Alberto Greco, mamma mia, ma cosa ha fatto Davide Piroli, perché manda al bar Giacomo Baucrisciotti, poi serve di Greco e di rovescio fa 5-3. Il gol lo danno ad Alberto Greco, ma ha fatto tutto Davide Piroli, qui va via a Giacomo Baucrisciotti, poi la mette lì come solo i veri maestri, i veri registi sanno fare, lì quello che deve fare Alberto Greco è stoppare e metterla alle spalle di Giovanni Cunegatti, nuovo +2 del Requaro, ed è doppietta anche per il numero 37 del Requaro. Ancora Piroli va via in 1 contro 1, la lascia adesso ad Alberto Greco che preferisce gestirla, però non ha un buono stop, allora c'è Pippo Zambon dietro porta, Giacomo Baucrisciotti su di lui, si gira Pippo Zambon, prova a trovare spazio, placcato da 2, niente secondo Hyde, allora un 4 contro 3, Crosara la riesce a dare ad Alessandro Re Fosco che però preferisce non servire, Giacomo Baucrisciotti che l'ha servito dopo, però non è riuscito ad agganciare la pallina, e allora ancora da Pietro Crosara, blocco di Re Fosco, vediamo il 93 cosa fa, punta, va sull'esterno, anche lui la lascia lì, ma stavolta Re Fosco non riesce a avere un impatto aereo, qui Piroli sempre in 1 contro 1, stavolta rischia un po' ma si aiuta con il pattino, la gioca lunga dove c'è Pippo Zambon che si gira bene su Busato che però lo tiene lì, allora la pallina c'era Valdagno con Re Fosco che va su rovescio, e se era da un po' che Marco Zaffi non parava, non abbiamo dubbi, la parata di nuovo, la pallina è del Requaro per stecca alta secondo Luis Hyde, tanto entra con il numero 10 Luca Di Qui Giovanni, esce con il 68 Giacomo Baucrisciotti, adesso Dario Rigo prova a rimettere dentro una punta di spessore, allora intanto con Requaro con Peripolli dietro porta, la lascia dove c'è Pippo Zambon, Di Qui Giovanni su di lui, Zambon fuori da Peripolli, c'è Piroli tutto solo, servito 1 contro 1 con Crosara, preferisce
indietreggiare, poi da a Filippo Zambon dietro dove c'è Alberto Greco ancora per il suo numero 8. Adesso il Requaro si mette sui 4 cantoni, come si dice, sta giocando a quadrato per aprire la difesa valdagnese. Peripoli la mette dentro dove c'è Greco, ma Busato intercetta e riparte. Adesso lì dove c'è Alessandro Refosco, stavolta riesce a prendere la pallina ma non riesce a indirizzarla. Allora Piroli chiama che c'è il 4 contro 3. Vediamo cosa fa l'8, la lascia per Ipolli che ne entra, finta di alza e schiaccia, la prova a mettere sul primo palo ma Giovanni Cunegatti compie un'ottima parata di posizione. La palla ce l'ha ancora Valdagno con Busato che allarga dove c'è Di Qui Giovanni che può andare sull'1 contro 1, li porta il blocco Refosco che si butta dentro, cade, niente, allora, secondo Aid, allora Nato 4 contro 3 con Peripolli che cerca Pippo Zambò, ma c'è ancora l'intervento di Cunegatti. Poi Busato a far ripartire il contropiede di Valdagno con Busato tutto da solo. Davide Piroli con classe anche in fase difensiva. Poi il time out chiamato da coach Benetti quando mancano 6:30 con il risultato degli altri campi, con il Tiene che riesce a rimontare il doppio svantaggio andando sul 2-2. Il Montebello è ancora avanti contro il Montecchio Precalcino a Sarzana, si rimane sempre sul 3-2, mentre qui al Pallari di Valdagno siamo sul risultato di 5 reti per il Requaro, 3 per il Valdagno, con il Requaro che ora sta giocando. Tanto qui Leo rivediamo la grande giocata, scusami se ti ho interrotto, di Piroli per Alberto Greco, che poi veramente quello che deve fare è solo centrare lo specchio della porta. Allora Requaro che adesso chiama time out per probabilmente Benetti vorrà dire ai suoi di gestire più la pallina, di far passare velocemente questi 6 minuti, perché sono 6 minuti sul tabellone ma come se fossero 20, perché 6 minuti nell'hockey sono veramente tanti. Invece Dario Rigo proverà a dire ai suoi di andare un po' più in pressing, di forzare se ce ne sarà bisogno le giocate, di rischiare qualcosina in più, perché tanto peggio del 5-3 di adesso puoi solo peggiorare il risultato, ma alla fine comunque perdi, e quindi probabilmente avrà detto questo ai suoi. Allora pallina di Valdagno sull'angolo basso con Di Qui Giovanni, Crosara, Cocco, Refosco contro Piroli, Peripolli, Nicoletti e Greco. E allora è Peripolli con l'ottima fase difensiva che sta facendo in questa partita, ancora a lottare con Crosara alla meglio il 21 che poi non riesce a servire Piroli. Allora è Greco a ricevere palla nella propria metà pista, scadono i 5 secondi con Refosco sul vertice basso per Di Qui Giovanni, ancora il classico gioco di Valdagno, poi si va da Mattia Cocco, il blocco, Cocco si accentra, aspetta, poi è Crosara che prova a puntare Nicoletti, va sul rovescio Crosara, poi Nicoletti usa il fisico, usa l'esperienza con Mattia Cocco, pallina dentro, non ci arriva nessuno. Poi Crosara che torna indietro, Cocco deve tirare su, Refosco che intercetta, ancora Refosco va sul rovescio, la punta, poi l'accompagnata lì, non ci arriva Crosara per una questione di millimetri, deve tirare, lo fa con Di Qui Giovanni, la parata di Zanfi, 3 contro 2 chiamato da Piroli, poi dentro Peripolli non riesce a servire Nicoletti, ancora Piroli, numeri d'alta scuola del numero 8 che poi riesce a passare in mezzo a 2. Mamma mia la classe di Davide Piroli questa sera. Sì, l'hai detto bene, Davide Piroli, se ce ne fosse stato bisogno, ma lo sapevamo Noi già, lo conosciamo oggi. Esatto, che è un grande giocatore, molto tecnico e soprattutto con molta esperienza. Infatti ricordiamo che l'anno scorso sì, ha giocato in A1 del Valdagno, ma anche ha aiutato la 2-6 del Valdagno mentre riparte velocissimo Nicoletti per Greco ancora a gestire palla, sempre la formazione di Requaro con Refosco, poi Piroli da Greco gioca a memoria, ora la finta di Greco, palla per Nicoletti, mamma mia ha dato l'illusione del gol. Mi ricordava un po' Jordi Mendez come movimento, di solito questi sono i gol dell'attaccante di Igualada, dell'attaccante del Trisionate Igualada, ma dà solamente illusione del gol. Allora Valdagno può giocare con Refosco
si accentra, accompagnata, deviazione Davide Piroli su a lottare con Re Fosco, poi il fallo di squadra numero 8 commesso da Vallortigara. Qui entra in maniera dura, forse un po' troppo sul proprio ex allenatore. Ricordiamo che Piroli ha allenato, non dico tutti, ma la maggior parte. Probabilmente 8 decimi di questa squadra, togliendo Di Qui Giovanni e Nizzero, li ha allenati il numero 8 del Requaro. Intanto con il 37 in possesso di palla è Alberto Greco, su di lui Mattia Cocco, la gioca sempre dove c'è Davide Piroli. Stavolta qui perde palla, allora Re Fosco in 1 contro 1, Re Fosco prova un'accompagnata, ma ragazzi, se si provano le accompagnate con Zanfi non c'è niente. Dall'altra parte Peripolli sul gancio, gli scappa la pallina, allora è un 4 contro 3 con Vallortigara per Di Qui Giovanni, che potrebbe riservire Vallortigara, invece preferisce andare dietro porta col blocco di Re Fosco, che dopo prova a servirlo. Allora è un altro 2 contro 2 con Piroli, che da saggio giocatore in cui gestisce pallina e la lascia lì dove c'è Alberto Greco, che poi Greco sponda! Che gol di Alberto Greco! Si è fermato mezzo secondo forse, dopo ha fatto 3 passi che Vallortigara probabilmente non l'ha proprio visto partire, poi con uno scavetto lui sul primo palo fa 7. Vediamo qui come l'esplosività, ricorda quasi Sanchez, lì parte, poi Pangacio lì traversa schiena, gol, ma che gol ha fatto ancora Requaro, come sta giocando la formazione di coach Benetti, mentre è ancora Checchetto appena entrato. Dall'altra parte ha provato a servire Zambon, la chiusura di Valdagno con ancora Di Qui Giovanni in fase offensiva, poi prova la piccadina, niente da fare, mentre è interessante notare come Benetti si sia privato solamente ora, ha tolto solamente ora Piroli, sa l'importanza del numero 8 e lo sta facendo vedere in questa partita, mentre riparte ancora con Di Qui Giovanni, finta il piatto, poi perde l'attimo per la conclusione, allora riparte velocissimo Zambon, c'è dentro Checchetto, Zambon, Cunegatti a provare a mantenere solamente di 3 il vantaggio di Requaro con Re Fosco, Alberto Greco a murare la conclusione del 24, ancora Re Fosco, pallina dentro, la deviazione sale un po' troppo, la deviazione di Qui Giovanni, allora si resta sempre sul 6-3 a 2:18 al termine, chiama palla alta Aid con... Sì, Leo, scusa, permettimi di dire che io sto ancora pensando al gol di Alberto Greco, perché non sta nelle leggi della fisica, letteralmente si è fermato un secondo, ha toccato la sponda ed è ripartito. Come durante il gol hai detto bene, mi ha ricordato qui Thiago Sanchez, perché non so se ce la possono far rivedere, ma si è fermato, ha dato 2 o 3 passi che Vallortigara probabilmente non l'ha proprio visto. Rivediamo qui, Vallortigara è su di lui, si ferma un secondo, poi come questi 5 passi l'hanno proprio fulminato il 9 valdagnese, poi tocco sotto come i veri artisti sanno fare. Sangue freddo, perché l'ha giocato solo Vallortigara, sì, ma poi bisogna anche fare gol, perché sennò non dico che è inutile, però quasi. Sì, allora occhio, perché dall'altra parte è Di Qui Giovanni che prova a passare in piccadina, Greco niente da fare, allora è Checchetto che poi anche lui saggiamente chiama calma, perché sa che quando manca 1:45 bisogna far girare palla, perché non è Requaro che deve correre, è Valdagno, poi dietro porta da Nicoletti, intercetta Di Qui Giovanni, testa bassa e pedalare, così fa il numero 10, si avvicina all'area, poi Vallortigara, Zanfi prima para, poi allontana e poi qui c'è uno scontro in area tra Filippo Zambon e Luca Di Qui Giovanni. Di fischia subito perché deve sincerarsi delle condizioni dell'11, infatti chiama anche i medici. Il tabellino dice 6-3 Requaro a 1:30 dalla fine. Leo, se te come nel calcio c'è il premio di MVP, a chi lo dai oggi? A Davide Piroli, anche se è combattuta con Zanfi, Zanfi ha preso di tutto, poi la classe di Piroli, ma anche Greco. Requaro è una squadra che non ruba l'occhio magari con i singoli, c'è chi lo fa di più, chi lo fa meno, però il lavoro che hanno dato tutti i ragazzi è fondamentale per questa quella che ormai si presume vittoria a Mocchio, perché
non bisogna mai dare per perso una squadra nell'hockey, perché si sa che può succedere di tutto, e allora è Re Fosco con la compagnata. Greco riparte, sterza pallina da Nicoletti, 2 contro 1, Mattia Cocco non ci sta, allora riparte Cocco sul rovescio, centra di qui Giovanni, allora è Checchetto e Nicoletti, ma all'Ortigara è iniziato l'ultimo giro di lancette. Valdagno che prova ancora a premere sull'acceleratore, a trovare ancora il gol, però Zanfi a sventare tutto, poi ancora il palo interno. La cattiva sorte si mette anche contro Valdagno con Cocco da lontano, conclusione ci mette il pattino Nicoletti. 30 secondi al termine, Re Fosco accompagnata di qui Giovanni, lui che recupera la pallina sulla conclusione, poi la Piccadigna prova a passare, nulla da fare, Checchetto contro Mattia Cocco, si gira, poi per i polli la sterzata, allora Nicoletti sa che è finita, e allora ci prova ancora Nicoletti con la Piccadigna. Termina qua quello che è stato una bellissima partita, una partita che Requaro ha vinto, si può dire che ha meritato, perché ha giocato sicuramente meglio di Valdagno nel secondo tempo. Leo, nel secondo tempo il Requaro ha dato quella cosa in più che Valdagno non ha avuto quegli sprazzi in più, se possiamo dire così. Intanto qui rivediamo tutte le azioni più importanti qui con il gol di Alessandro Re Fosco. Allora secondo me Valdagno non deve buttare comunque questa partita, perché per me il primo tempo è stato molto buono, anche dopo sul 4-3 l'aveva riaperta, era riuscito a dare una speranza, però dopo, quando di là c'è giocatori come Alberto Greco, Davide Piroli o Alberto Peripolli, o come oggi un incredibile Marco Zanfi tra i pali, onestamente è veramente difficile vincere una partita del genere. Però comunque anche in vista dei play-out Valdagno, del materiale non è tutto da buttare. Chiaro, però il Valdagno con questa serie di sconfitte anche non meritate, se posso permettermi, però arriva con una testa diversa, in cui invece arriva un Requaro che comunque il risultato è 6-3, però su me poteva anche essere un po' più corto, però nulla da dire ai giocatori di Davide Benetti, che hanno disputato un'ottima partita. Intanto se mi permetti, dagli altri campi, perché la FIP Giovinazzo è riandato avanti a Bassano 2-1, il CGC ha messo il 4-2 sul Castiglione, il TN Correggio l'altro big match, questo invece in vista dei playoff è sul 3-3, come abbiamo detto qui dal Parito di Valdagno il Requaro l'ha espugnato per 6-3, invece allora Montebello Montecchio Precalcino è 2-2. Allora io vi do un caloroso saluto, vi riaspettiamo qui in vista di altre partite dei playoff. Buona serata. Allora, Pippo, ti ringrazio. Allora finisce così, 6-3 per il Requaro sul Valdagno. Vi auguriamo una buona serata e una buona domenica.